Entro 20 giorni sarà pronto il riparto dei fondi destinati dal governo alla Liguria per fare fronte ai danni provocati dalla mareggiata, 385 milioni di euro in 3 anni che andranno anche per rimborsare privati e attività. In fase di stesura il progetto definitivo del nuovo depuratore di Chiavari, effettuati nei giorni scorsi alcuni carotaggi dell'area da parte di Ireti, il sindaco in visita esplorativa ai depuratori di Quinto e Recco. 50 anni a servizio di Dio e della Chiesa. Auguri al vescovo Alberto Tanasini che festeggia oggi, 1 marzo, 50 anni di ordinazione sacerdotale. Un'ecologia integrata che 3 giorni di ascolto e preghiera per i pellegrini di Santiago de Compostela. A Chiavari, nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro, si svolge la 17ª edizione dell'incontro compostellano in Liguria. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque sarà pronta entro una ventina di giorni una proposta di riparto dei fondi destinati dal governo alla Liguria per rimborsare i danni provocati dalla mareggiata e dal maltempo di fine ottobre. In tutto per la nostra regione arriveranno in 3 anni 385 milioni di euro che serviranno per interventi di natura pubblica ma anche per il ristoro dei danni subiti da privati e attività commerciali che hanno presentato denuncia. Sentiamo. Credo che sia veramente un grandissimo successo del sistema di protezione civile di questo Paese, di cui ringrazio il Governo e ringrazio soprattutto i nostri uffici che hanno lavorato con i nostri sindaci indefessamente in questi giorni. Saranno utilizzati per il ristoro dei danni subiti dalla costa in occasione dell'ultima mareggiata, ma anche per il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio. Dei 385 milioni di euro destinati dal governo per i prossimi 3 anni alla Liguria nell'ambito del progetto Proteggi Italia, 150 milioni dovranno essere investiti subito e spesi rapidamente per ripristinare le situazioni più colpite entro Pasqua. A questi fondi, relativamente al 2019, si devono sommare quelli già stanziati e ripartiti, cioè gli 8 milioni concordati con un emendamento alla legge di stabilità per le opere di difesa a mare e i 6,5 milioni legati al riconoscimento dello stato di emergenza dopo il maltempo di fine ottobre. Grazie a questi, per esempio, è stato possibile far partire subito i lavori di ricostruzione della strada provinciale per Portofino. La Regione però adesso ha intenzione di avvalersi della collaborazione di tutti i soggetti intermedi per i ristori a privati e attività produttive e commerciali. Il lavoro da fare è impegnativo, per questo la struttura regionale ha già iniziato a lavorare per produrre entro 20 giorni una proposta di riparto. Il Governo, lo ringrazio, ha riconosciuto il gigantesco lavoro fatto dai nostri uffici di protezione civile e delle infrastrutture per censire tutti i danni fatti in Liguria dall'enorme mareggiata che ci ha colpito alla fine di ottobre. Sono più di 300 milioni di euro che spenderemo attraverso la struttura commissariale dell'emergenza e quindi con modelli e incarichi semplificati, quindi con grande velocità, e ci consentirà di dare una risposta non solo totalmente alle somme urgenze già coperte dai comuni, ma anche a tutti i danni rimanenti, le passeggiate a mare di moltissimi paesi, le scogliere, le difese, tutto quello di cui c'è bisogno per oltre 115 milioni di euro già a partire dai prossimi giorni. Entro 20 giorni sarà pronto il riparto e ci consente di risarcire per la prima volta anche i danni ai privati nel corso dell'anno o immediatamente nei mesi successivi all'evento calamitoso. Ora siamo alla cronaca perché prosegue il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco di Genova, ma non solo, per bonificare l'area interessata dal vasto incendio che si è sviluppato questa notte attorno a mezzanotte sulle alture di Genova in via San Quirico. È andato a fuoco tutto il piano terra ed il primo piano di una falegnameria. Il comando dei Vigili del Fuoco di Genova ha inviato sul posto ogni squadra disponibile per estinguere le fiamme. Sono stati coinvolti anche i Vigili del Fuoco di Rapallo. Per diverse ore sul posto ha operato anche l'autobotte da 28.000 litri di acqua, oltre alle 2 autobotti da 8.000 litri. Una trentina i Vigili del Fuoco che sono stati impegnati dalla mezzanotte fino ad ora per avere ragione delle fiamme. Come detto, al momento sono in corso le operazioni di bonifica. Ora parliamo del depuratore di Chiavari perché, come avete sentito anche nei nostri titoli, è in fase di stesura il progetto definitivo per il nuovo impianto che, come sapete, sarà collocato nell'area di Colmata. Ireti nei giorni scorsi ha effettuato alcuni carotaggi nell'area che sarà interessata appunto dal nuovo depuratore e alcuni giorni fa il sindaco ha visitato gli impianti di Quinto e di Recco. Vediamo. Ireti ha fatto i carotaggi
nella colmata e hanno affidato il progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto di depurazione. Prosegue a tappe forzate la stesura del progetto del nuovo depuratore di Chiavari. Sarà il Reti a breve a presentare all'amministrazione comunale tutta la documentazione elaborata, anche grazie ai rilievi tecnici effettuati nelle scorse settimane. I carotaggi hanno permesso di verificare la consistenza del sottosuolo dove andrà a sorgere l'impianto, mentre si va definendo anche l'intervento di difesa del litorale attraverso la realizzazione di una diga di massi simile a quella fatta durante i lavori di ampliamento del porto, risultata fondamentale per la protezione dello scalo turistico durante l'ultima mareggiata di fine ottobre. È previsto un intervento molto importante di circa 15 milioni di euro per la difesa della costa e dell'impianto di depurazione, con una massicciata con tetrapodi sotto il livello dell'acqua, che sarà una scarpata di oltre 300 metri sotto il livello del mare, quindi una grossa difesa che permetterà la difesa dell'impianto, che sarà di proprietà del comune di Chiavari, ma anche della nuova passeggiata che potrà essere fruibile a tutti. Nei giorni scorsi intanto il sindaco, accompagnato dai consiglieri Garibaldi e Corticelli, ha visitato 2 impianti di depurazione di recente realizzazione, quello di Genova Quinto e Recco, per capire il loro funzionamento e l'impatto sull'ambiente circostante. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità di questi impianti, dove a Genova Quinto sopra l'impianto vi è una zona ristoro dove giocano i bambini e le famiglie tutti i giorni, quindi senza problemi di odori e quindi in perfetta sicurezza in base alle nuove norme europee. Lo stesso è avvenuto a Recco, un impianto ancora più moderno con importanti contropartite pubbliche. Quindi l'impianto che verrà realizzato alla colmata permetterà quindi una grossa riqualificazione della città, interventi di opere pubbliche per diverse decine di milioni di euro e la messa in sicurezza e 600 metri di nuova passeggiata, pista ciclabile. Ancora cronaca, ha derubato un'anziana signora e ha tentato di derubarne un'altra, la donna di 29 anni di origine straniera che è stata arrestata dalla polizia a Genova. Pregiudicata per reati contro il patrimonio, la donna è stata arrestata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per i reati di tentata rapina, lesioni e furto pluriaggravati. A seguito di indagini condotte dal personale della squadra mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico in relazione a 2 episodi avvenuti la scorsa estate nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Nella prima occasione la donna ha conquistato la fiducia di una ultra ottantenne con il supporto di una connazionale e portando con sé una minore. Ha seguito l'anziana dentro l'ascensore e qui è riuscita ad impossessarsi del portafoglio facendo poi perdere le proprie tracce. In una seconda circostanza, invece, ha tentato di derubare una donna di 83 anni con una procedura analoga, ma in questo caso ha scaraventato a terra la vittima che aveva tentato di reagire e, in questa circostanza, le ha causato lesioni che sono state giudicate guaribili in 10 giorni. Siamo alla pagina ecclesiale ed iniziamo con gli auguri al vescovo della nostra diocesi, Monsignor Alberto Tanasini, che proprio oggi, 1 marzo, festeggia 50 anni di ordinazione sacerdotale. Telepace ha preparato un augurio speciale per il pastore della nostra chiesa locale, impegnato in questi giorni nella sua seconda visita pastorale al nostro territorio. Vediamo. Don Alberto è un figlio come tutti gli altri, per me. Festeggia 50 anni di ordinazione sacerdotale il primo figlio di mamma Lidia e papà Ermanno. Monsignor Alberto Tanasini, classe 1945, origine ravennate ma genovese d'adozione, è stato ordinato sacerdote dal cardinale Giuseppe Siri il 1 marzo del 1969 con Don Giuseppe Borgatti, Don Carlo Canepa, Don Giuseppe Di Gregorio, Don Sergio Galletti, Don Antonio Lovato, Don Erasmo Magarotto, Don Giuseppe Marasso, Don Severino Merlo, Don Pietro Parodi e Don Giulio Ravera. Una volta diventato sacerdote ha insegnato diritto canonico, ha prestato servizio nella cancelleria della Curia Arcivescovile, è stato canonico della Cattedrale di San Lorenzo e vicario episcopale per la famiglia e la pastorale sanitaria e nel 1996 è stato nominato provicario generale, eletto alla sede titolare di Suelli, nominato vescovo ausiliare di Genova e ordinato vescovo dall'arcivescovo Dionigi Tettamanzi. Nel 2004 è stato eletto vescovo di Chiavari. Essendosi resa vacante la diocesi di Chiavari, ha nominato vescovo di quella chiesa particolare Sua Eccellenza Monsignor Alberto Tanasini.
Da quell'anno ha guidato la nostra diocesi e ha vissuto la gioia e la trepidazione della nomina a vescovo di 2 sacerdoti del clero diocesano e suoi strettissimi collaboratori, che oggi gli formulano i migliori auguri anche da parte di tutti i fedeli della nostra diocesi. Che il Signore continui ad accompagnarti a rendere fecondo il tuo ministero. Cardinal Siri, nella messa in cui foste ordinato sacerdote, ho avuto modo di leggere la sua omelia, vi chiese al Signore 2 grandi doni per voi, sacerdoti novelli, il coraggio e la fiducia. Occorrevano 50 anni fa, occorrono anche oggi a noi pastori, allora chiedo al Signore che possa donarti sempre in abbondanza questi 2 doni importanti, il coraggio della fede e della fedeltà e la fiducia in Dio e negli uomini. Ancora auguri e un abbraccio. La prima parola è quella della gratitudine, per come mi ha sopportato e mi ha accompagnato per tanti anni a Chiavari. So che non è facile far vita con me e il Vescovo Alberto è stato molto paziente nei miei confronti ed è stato molto padre, molto paterno. Per questo lo ringrazio. L'altra parola è quella dell'augurio di un cammino buono. E verso la fine del ministero episcopale ancora un po' di anni, un po' di tempo, ma non tantissimo, allora che il cammino di questo ultimo tempo sia il cammino della raccolta, in cui possa raccogliere con gioia, con gratitudine quello che ha seminato in questi anni a Chiavari. E per questo davvero gli auguri più grandi e più belli per il Vescovo Alberto. Potrete seguire l'intero servizio col messaggio augurale di Monsignor Corrado Sanguinetti e di Monsignor Gero Marino in apertura della puntata di questa sera di Noi Chiese, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. E prosegue il cammino della visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini nel vicariato di Sturla e Graveglia. Domani mattina alle 10:30 nei locali della scuola di Ne il Vescovo incontrerà i bambini e i ragazzi che frequentano il catechismo nelle 10 parrocchie della Valle. Sempre domani alle 17 la celebrazione del sacramento della Cresima a Carasco. E in serata Monsignor Tanasini sarà ospite del gruppo giovani delle parrocchie di Graveglia, Rivarola e Paggi per conoscere l'iniziativa delle pizze dell'altro mondo che con una raccolta fondi mensile contribuisce a sostenere le missioni in Perù e in Costa d'Avorio. Sempre nell'ambito della visita pastorale, domenica mattina il Vescovo parteciperà agli incontri di catechesi familiare e amministrerà il sacramento della Cresima nella parrocchia di San Salvatore di Cogorno nella Basilica dei Fieschi. Il tutto avrà inizio alle 10:30. Via libera alle aule della succursale del Linguistico da Vigo nel seminario vescovile di Chiavari da parte del Consiglio diocesano Affari Economici. Nella riunione di ieri pomeriggio la realtà presieduta dal Vescovo ha dato parere favorevole ad accogliere temporaneamente per il prossimo anno scolastico le classi della succursale dell'Istituto Rapallese, rispondendo ad una richiesta di aiuto arrivata da Città Metropolitana di Genova e dalla Regione Liguria, in difficoltà nel reperire gli spazi necessari per far partire le attività della succursale del liceo Rapallese. Nei prossimi giorni dovranno essere definiti i dettagli e i contenuti del contratto d'affitto. I locali individuati sono quelli a fianco all'ingresso del seminario, dove si svolgono le lezioni dell'Istituto Diocesano di Scienze Religiose. Nelle prossime settimane dovranno essere eseguiti lavori di messa a norma degli spazi didattici e dei bagni. Si tratta di una soluzione comunque temporanea per affrontare la partenza del prossimo anno scolastico, nell'attesa che venga individuata una risposta più strutturata che permetta spazi sufficienti per accogliere anche altre classi. Le scelte che ciascuno compie nel quotidiano non sono staccate dai grandi fenomeni che stanno interessando il nostro pianeta, a cominciare dal cambiamento climatico. Lo ha spiegato l'ex ministro Enrico Giovannini intervenendo ieri sera a Rapallo su invito delle parrocchie del Vicariato del Tigullio Occidentale a 4 mesi dalla mareggiata. Un incontro denso che ha messo al centro la prospettiva di una ecologia integrata dove tutto è connesso, dall'economia al clima, dalle migrazioni alle istituzioni. Vediamo. La mareggiata che ha colpito il Tigullio occidentale ci ha fatto percepire una non linearità del clima. Che cosa dobbiamo attenderci per il futuro? Purtroppo altri fenomeni del genere, perché stanno accadendo in tutto il mondo. Non linearità non vogliono dire soltanto eventi improvvisi, ma anche eventi a impatti molto ampi. Questi sono fenomeni che vuol dire che il nostro sistema economico, sociale e ambientale è vicino ai limiti e come tali questi eventi non spariranno a meno di grandi cambiamenti.
Ci sono dei punti di convergenza tra la Laudato Si e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile nel periodo 2015-2030? Certamente sì, non è un caso che il Papa decise di pubblicare la Laudato Si a giugno del 2015, cioè 3 mesi prima dell'adozione dell'Agenda 2030, e anzi alcuni dicono che la anticipò proprio la pubblicazione per spingere alcuni paesi nella direzione giusta. L'ecologia integrale di cui parla il Papa corrisponde esattamente a una visione integrata della sostenibilità economica, sociale, ambientale e anche istituzionale, perché le istituzioni non riescono a reggere sotto pressioni assolutamente molto forti dell'interazione tra economia, ambiente e società. I diritti di chi verrà dopo di noi sono gli stessi di chi c'è adesso. Su quali piccole conversioni quotidiane ciascuno di noi è chiamato a confrontarsi? Ognuno di noi nelle sue scelte di consumo, nelle sue scelte di produzione, chi è imprenditore, ma anche nelle sue scelte di voto, ha un potere importante e dunque può scegliere di consumare, produrre, votare e relazionarsi con gli altri alla luce di una visione integrata della realtà, oppure cercando di difendersi, magari levando muri, magari rifiutando il diverso, magari cercando di arraffare il più possibile, se può, sul piano economico per proteggersi da un futuro incerto. Le chiese, non solo quella cattolica, hanno una responsabilità straordinaria per sensibilizzare e orientare le scelte di ciascuno di noi verso il bene comune. Domani alle 14:30 davanti ai comuni di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante si rinnova l'iniziativa promossa dal movimento L'Italia che resiste. I partecipanti sono invitati a partecipare vestendo un capo colorato di rosso, colore con cui cercano di vestirsi i migranti che attraversano il Mediterraneo per essere più visibili in mare in caso di naufragio. Gli aderenti abbracceranno simbolicamente i palazzi delle istituzioni con una catena umana per protestare contro le scelte di chi vuole abbandonare chi scappa da guerre e fame. Il 17° incontro compostellano in Liguria si svolge a Chiavari da oggi a domenica. È l'appuntamento annuale organizzato dai pellegrini, ex pellegrini o semplici appassionati che hanno fatto l'esperienza del pellegrinaggio a Santiago de Compostela. L'incontro è caratterizzato da una particolare impronta spirituale e si svolge nei locali della parrocchia di San Giacomo di Rupinaro, con momenti di preghiera e di ascolto. Domani è previsto il pellegrinaggio a piedi alla Basilica dei Fieschi, mentre domenica, al termine della Santa Messa delle 12, sarà consegnata la credenziale ai pellegrini in partenza nella primavera del 2019. È nato il desiderio come di capire meglio che cosa resta dopo Santiago. Sono andato a piedi a Santiago, è stato bellissimo. E adesso? E la vita? E quindi da lì prende lo spunto questo momento di incontro annuale della nostra confraternita. Durante questi 2 giorni che temi verranno affrontati e come si svolgeranno i lavori di questi incontri? Beh, innanzitutto avremo un grande regalo quest'anno. I pellegrini conoscono tutti il nome di Padre Fabio Pallotta dei Guaneliani, e che è questo grande sacerdote che accoglie i pellegrini all'arrivo a Santiago de Compostela, e quindi farà regalo, sarà presente con noi alle 10 del sabato mattina 2 marzo alla Basilica dei Fieschi e poi la messa subito dopo. I temi sono quelli, come dicevo prima, del punto di congiunzione tra l'esperienza del camminare e del pellegrinaggio, che è l'immersione in un'altra civiltà, in un altro tempo, in un altro spazio, in un altro modo di relazionarsi con Dio e con gli altri, e la vita quotidiana, perché se qualcosa di grande, e c'è qualcosa di grande sul cammino di Santiago, c'è, e non si può semplicemente andarlo a rincorrere tutti gli anni rifacendo il cammino, cosa meravigliosa, ma deve essere qualcosa che puoi vivere anche andando a lavorare, io dico sempre di lunedì quando piove. Chi può partecipare? Chi ha fatto ovviamente il cammino di Santiago, ma anche chi magari non l'ha ancora fatto ma avrebbe intenzione di farlo.
soprattutto costoro. È un punto di invito, di incontro, di ritrovo per tutti i pellegrini, con fratelli, con sorelle, ma anche pellegrini che hanno fatto il cammino, ma anche un invito a coloro che ne hanno sentito parlare e che vogliono saperne qualcosa di più. Un momento particolare, essendo a Chiavari, sarà un omaggio a Elena Bono che faremo al Teatro Caritas alle ore 21 del sabato 2 marzo, con una lettura integrale di un suo racconto, Il piccolo Abi. Sul nostro sito teleradiopace.com il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello promosso da Saba Italia SPA contro la stazione unica appaltante di Regione Liguria in merito alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree parcheggio a pagamento nel territorio di Rapallo per gli anni 2017-2022. Pertanto resta confermata l'aggiudicazione all'Associazione Temporanea di Imprese Segnaletica Industriale Stradale Isola Cooperativa Sociale. Ora l'amministrazione può avviare l'iter per la stipula del contratto e dare inizio al nuovo servizio di gestione dei parcheggi. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Carlo Bagnasco, il nuovo servizio sarà più efficiente e moderno e risponderà alle esigenze di cittadini e ospiti. Una notizia di servizio: dalle 13:30 di venerdì 1 marzo l'attività del numero verde unico di prenotazione della Liguria 800 098 543 sarà sospesa per lavori strutturali necessari per l'installazione della nuova centrale telefonica. L'attività del call center riprenderà normalmente a partire dalle 8 di lunedì 4 marzo. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola Razzismo ed estremismo, i due volti del pericolo. Il rapporto dei servizi segreti sottolinea i rischi attuali, dal ritorno dei combattenti jihadisti all'aumento delle azioni xenofobe. E la ONG Save the Children dice islamico gay, il 60% dei ragazzi vittima di scherno e discriminazioni. La fotonotizia al centro di Avvenire sembrerebbe un villaggio africano e invece siamo in Calabria. Gioia Tauro si cerca l'accoglienza per 1000 persone, sfratto dalla tendopoli di San Ferdinando sulla piana di Gioia Tauro. Schiaffo di Kim a Trump, salta l'intesa sul nucleare, il leader nordcoreano voleva lo stop alle sanzioni, ma è solo un arrivederci. Verso il processo di corruzione e frode, Netanyahu ora rischia grosso. E sempre dalla prima pagina di Avvenire, su TAV e autonomie, Conte cerca la terza via, Partito Democratico primarie senza unità, pesano Renzi e il Movimento 5 Stelle, l'intesa virtuosa tra comuni e librai, patto per la letteratura. Nelle pagine interne di Avvenire arriva un'esperienza raccontata dai protagonisti, le competenze dei rifugiati diventano risorse in azienda. E questa appunto è una esperienza in atto. Generali attraverso il programma Safety Net sostiene il potenziale imprenditoriale degli immigrati con il particolare status. È il fenomeno internazionale, negli Stati Uniti appunto si va già questa esperienza. E poi altre storie, l'ex capocantiere ora diventa imprenditore, la storia di Valentin Fagarzian e l'idea della vaniglia nata in Madagascar, la storia invece di Edith. Andiamo sul secolo XIX, TAV, nuova analisi costi-benefici, la bocciatura non è più così sicura, colloquio con il Premier Conte, pronto a valutare i dati con i ministri, ipotesi revisione del progetto. Se si considerano le penali, il saldo dell'opera diventerà positivo, Di Maio ora è in difficoltà, Berlusconi dice ancora Salvini molli, il Movimento 5 Stelle. Il commento invece è sul PD da parte di Federico Geremicca, PD l'ombra di Renzi sulle primarie. E poi in retroscena gli allarmi degli 007, hacker russi e cinesi sul voto alle europee. Venti di pace invece in Libia riavvicinano le posizioni di Francia e Italia. A Genova invece si allarga lo scandalo del San Martino, analisi gratis per gli amici, gli indagati ora sono saliti a 2300. Sul nuovo viadotto, robot, sensori e tecnologia, tutti i segreti del ponte 4.0, ci saranno anche dei robot d'élite che monitoreranno lo stato di salute della struttura minuto per minuto. E poi andiamo alle notizie locali. A 99 anni ed è di Rapallo, Wanda, la volontaria AVO più longeva d'Italia. Per lo sport, quanto vale la Sampdoria? Un affare da 130 milioni di euro. Andiamo nel Levante, un'idea che unisce l'informatica, la rete e lo sport, Y-Lab, idee per lo sviluppo, riparte con Y-Lab, il concorso dedicato alle migliori start-up, Liguria Crea Impresa, è la terza edizione e allarga i confini.
e vediamo appunto che a Chiavari arriverà anche il fratello di El Shaarawy. A Chiavari il 13 aprile c'è il fratello del faraone. Andiamo invece a Lavagna, bollette non pagate, c'è un accordo tra il comune e Irenacqua, la società di erogazione del servizio dimezza il debito di Palazzo Franzoni. La vicenda risale a 15 anni fa, quando l'autorità subentrò ai comuni. Da 2.140.744 euro la somma è scesa a 956.000 euro, ma c'è l'incognita del dissesto. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, oggi per noi Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. La cronaca, due notizie. Una o più persone che al momento restano ignote hanno procurato alcuni danni alle strutture dell'Oasi di Belpiano, siamo nel comune di Borzanasca. Sono stati rotti i vetri a 8 finestre, sia dell'ostello che del salone che della segreteria. Nella serata l'allarme è scattata per la presenza di uno o più individui che si sono resi protagonisti di questi atti di vandalismo e danneggiamenti. All'arrivo delle forze dell'ordine però di questi non c'era più traccia, sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Questa mattina si è svolto anche un sopralluogo per quantificare l'entità del danno. E sono stati invece identificati e denunciati i due responsabili del danneggiamento e del furto ai danni di 8 parcometri a Seste Levante avvenuto lo scorso aprile. Dopo aver visionato le immagini del circuito di videosorveglianza cittadino, i carabinieri sono risaliti all'identità dei due autori, due 19enni stranieri gravati da pregiudizi di polizia. Sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato, continuato e in concorso. Il danno stimato ai parcometri ammontava ad oltre 500 euro. È tutta, te la linea. Grazie. Riccardo Repetto è stato nuovamente riconfermato alla guida del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Le elezioni si sono tenute domenica 24 febbraio. Il Consiglio resterà in carica per i prossimi 2 anni. La volontà del Circolo è quella di proseguire nella propria attività declinata sugli aspetti ricreativi, legati alla pesca e al mare, ma anche agonistici, con le varie sezioni di pesca, pesca subacquea e canottaggio. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda alle 19:15. Trovate le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.